Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Tragico incidente stradale avvenuto ieri a Portogruaro lungo la tangenziale. Un ragazzo di 18 anni, Admirotti, è morto a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto tra due automobili. Il giovane era rimasto incastrato tra le lamiere della vettura di cui si trovava a bordo. Una volta estratto dai vigili del fuoco è stato portato d'urgenza all'ospedale locale in condizioni gravissime. Quindi è stato portato all'ospedale dell'Angelo di Mestre per essere operato, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nell'incidente, forse causato dalla perdita di aderenza a causa della pioggia di una delle due macchine, sono rimaste ferite altre 2 persone. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e i sanitari del SUE, ma anche i carabinieri per i rilievi del sinistro e la ricostruzione della dinamica. Restiamo a Portogruaro, ma cambiamo argomento. All'ostetricia è stato asportato un tumore alle ovaie da 15 cm. Si tratta dell'11° caso al mondo. Riguarda una donna residente nel portogruarese che è giunta al pronto soccorso ospedaliero lamentando dolori addominali e nausea. La donna è stata quindi sottoposta a esami che hanno subito identificato l'origine dei sintomi lamentati. Si trattava di una massa tumorale solida di origine ovarica che misurava circa 15 cm di diametro, come detto, associata a un'importante presenza di sangue libero nell'addome. La paziente è stata operata d'urgenza e ora sta bene. Il caso è stato pubblicato su una rivista internazionale. Da oggi la farmacia comunale di San Donà all'incrocio di via Venezia con viale Garibaldi è chiusa per importanti infiltrazioni d'acqua che rendono i locali inagibili a personale e clienti. Le abbondanti piogge di questi giorni hanno aggravato un problema che l'amministrazione comunale di San Donà conosceva, ma nonostante i solleciti all'amministratore condominiale nessun intervento è stato fatto. La chiusura forzata della farmacia comunale, si legge in una nota ufficiale dell'amministrazione del comune di San Donà, prefigura l'interruzione di pubblico servizio e il comune avvierà le azioni opportune, prosegue la nota, eventualmente anche in sede legale, contro l'amministratore condominiale inadempiente, compresa la richiesta di risarcimento danni. Cambiamo argomento, parliamo di sport. È di poco fa la notizia che l'Umana Reyer Venezia ha trovato un accordo pluriennale con coach Neven Spacchia. Il presidente Federico Casarin afferma: siamo soddisfatti di aver trovato questo accordo a ridosso dei play-off perché crediamo che possa dare ulteriore solidità e serenità a tutto l'ambiente. Coach Neven Spacchia ha commentato: essere il capo allenatore della Reyer è un grande onore per me e voglio ringraziare anche lo staff e i giocatori. È anche grazie a loro che ho questa opportunità. Lavorare in questo club è qualcosa di speciale, farò del mio meglio per aiutare a raggiungere nuovi traguardi in futuro. Ripeto, sono davvero onorato di poter continuare a lavorare per la Reyer e tutti i suoi tifosi. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.